Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia ed eseguiti i titoli più importanti della mattina. Traffico in tilt lungo la tangenziale di Catania in direzione Siracusa a causa di un incendio. Le fiamme hanno interessato un autocompattatore e secondo quanto si apprende il mezzo avrebbe preso fuoco poco prima delle 8 all'altezza dello svincolo per il centro ANAS. Ignora l'alt, fugge in contromano e investe una passante, così un 39enne di Partinico alla guida di un motociclo è finito in manette. Dopo essersi dato alla fuga senza prestare soccorso al pedone, l'uomo è stato intercettato nei pressi del suo appartamento. Momenti di tensione nelle scorse ore nelle acque mediterranee, dove la Guardia Costiera ha messo in salvo 46 migranti in difficoltà. Secondo quanto si apprende, i militari hanno raggiunto il natante a 55 miglia dalle coste siciliane per poi fare rientro a Pozzallo. I profughi da 3 giorni in mare dopo la partenza dalle coste libiche erano in pessime condizioni, senza cibo e con poca acqua, emersi molti casi di scabbia. C'è anche una compagnia di navigazione che lavorava nel business delle mini crociere alle Eolie nel mirino della Guardia di Finanza di Catanzaro che ha confiscato beni di circa 10 milioni di euro riconducibili a un componente della cosca a Corinti di Briatico, potente e radicata articolazione dell''ndrangheta vibonese. Al via il piano di monitoraggio e sorveglianza aerea del territorio di Monreale in provincia di Palermo per contrastare la piaga degli incendi boschivi. Annunciato l'impiego di nuovi droni all'avanguardia che tramite flussi video e dati termici permetteranno alla centrale operativa e alle squadre di terra di intervenire in tempo record in caso di incendio. E con questo è tutto, prossimo appuntamento stasera alle 19:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.